Coprifuoco in tutta Italia dalle 21. È una delle ipotesi più convincenti che circola da questa notte nei palazzi romani, dove si deciderà entro poche ore il nuovo DPCM targato Giuseppe Conte, pronto per la firma tra questa sera e domani martedì. Ed è proprio questo il tema sul quale c'è un acceso dibattito tra i governatori di regioni dove altissimo è il contagio, i ministri del governo e le altre regioni dove il contagio è ancora sotto controllo e naturalmente i membri del Comitato Tecnico Scientifico. Entro oggi troveranno un accordo di massima per affrontare le questioni più spinose e fronteggiare il dramma della pandemia adottando un altro interminabile DPCM. Una chiusura nazionale alle 18 che si scontra con la volontà di altre regioni di chiudere alle 21. Chiuderanno adesso i musei dopo i cinema ed i teatri. Nelle aree a maggior rischio si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo. DAD anche in seconda media, obbligo di mascherina per le lezioni in presenza di elementari e prima media. Si pensa ad una diversificazione tra le regioni, ma sono in molti a ritenere che è giusto dare un rilievo nazionale unitario, incluso il presidente Musumeci che ha partecipato all'incontro con il governo. 2. Le priorità per il governatore siciliano che ha chiesto la riduzione della mobilità e l'adozione di piani terapeutici farmacologici per l'assistenza al domicilio, limitando così la pressione sugli ospedali. Vedo un crescente allarme sociale e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Scelte forti ma non chiare diventano per i cittadini difficili da accettare. Non ci possiamo permettere errori, ha concluso Nello Musumeci. Da questa mattina, dalle 9, il confronto tra governo, regioni, comuni e province sulle misure del prossimo DPCM anti-Covid continua. Le regioni in particolare avrebbero chiesto misure uniformi per tutta Italia. In queste 48 ore avrebbe detto durante la prima riunione il ministro Speranza: costruiamo insieme il DPCM su 2 orizzonti, misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente l'ultimo decreto firmato Conte, possiamo anche alzare l'asticella nazionale su alcuni punti condivisi e su alcuni territori alziamo i livelli di intervento. La curva epidemiologica è ancora molto alta, abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore, evidenza Speranza, secondo il quale c'è ancora troppa gente in giro. Il ministro poi rassicura sulla tenuta delle terapie intensive e sulla scuola spiega che va difesa il più possibile, ma in un contesto di epidemia non è intangibile, ha concluso ancora una volta Roberto Speranza.